gli stendardi dei nostri paracadutisti, dei nostri incursori, delle nostre specialità. Ancora i nostri paracadutisti, i nostri parà, con la fanfara storica, orgogliosi dell'appartenenza, e certo, come folgore dal cielo. Passa per i cieli un canto, è un canto di vittoria, i figli della gloria in alto vanno ancora e pronti alla battaglia, col cuore sempre allerta, ripeteranno l'offerta con rinnovato ardor. Folgore! La rappresentanza dei nostri veterani, e non c'è vergogna nel dire a quali reparti appartenevano. Franca Rettori di Bartolomeo Zenga, militava lui nei reparti della Repubblica Sociale, ma nel cuor suo c'era un'unica fede, quella del paracadutista. Carlo Murelli, presidente onorario dell'Associazione Nazionale Paracadutisti, il passato e oggi il presente con il generale Bartolini a rendergli l'onore. Mario Guerra, ultimo tra gli ultimi reduci della battaglia di El Alamein, 23 ottobre 1942, 6 novembre. Montgomery con l'8ª armata aveva calcolato 9 giorni di battaglia, ce ne vollero molti di più per fiaccare e piegare i nostri parà, per piegare e fiaccare i reparti del nostro corpo di spedizione in Africa settentrionale. Passano davanti a voi i vessilli delle sezioni e delle specialità dei gruppi dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, con il loro incedere sicuro, con il basco amaranto o con il cappello alpino per rappresentare i ragazzi del reggimento Montecervino. Sfilano con i propri gradi, con i propri brevetti, con le proprie cravatte d'ordinanza.